Risveglio sotto la neve a Varese, nel nord della provincia. Stamane, venerdì 19 marzo, a 8 anni esatti dall'ultima imbiancata marzolina che tra il 17 e il 18 marzo del 2013 depositò al suolo della provincia di Varese ben 17 centimetri di fiocchi, la neve è tornata a scendere complici le correnti fredde provenienti dai Balcani e l'ampia area depressionaria che staziona sul mar Mediterraneo. Con le temperature al di sotto delle medie stagionali, come spiegano dal Centro Geofisico Prealpino, l'arrivo dei fiocchi era annunciato già da ieri, giovedì 18 marzo, e puntuale nella nottata si è presentato al confine col Comasco, in particolare a Tradate. Pochi centimetri di neve, circa 3, caduti sul capoluogo. Pochi giorni all'inizio della primavera, questa è la situazione al nord di Varese. Ci troviamo a Fogliaro, di fronte a noi, anche se non si vede, c'è il Sacromonte, ci sono 5 centimetri di neve. Le previsioni dicono che dovrebbe smettere nell'arco di qualche ora. Questa è comunque la situazione. La polizia locale conferma che i mezzi spargisale sono già all'opera e che la situazione in città è relativamente tranquilla.